È sicuramente una tappa importante, arriva alla fine della seconda settimana quando in media si cominciano a fare i giochi seri. Questa è la cronometro di oggi nel giudizio del direttore del Giro d'Italia. Una tappa importante per i concorrenti e una grande festa per tutte le comunità tra Conegliano e Valdobbiadene. Una festa che la paura del contagio non ha intaccato, anzi, semmai ha rafforzato nella voglia di staccare almeno per un giorno e comunque stando alle regole dall'oppressione per il rischio Covid. Ecco allora, seppur sotto le mascherine, il sorriso di grandi e piccoli che attendevano a Conegliano, lungo corso Vittorio Emanuele, il via ai campioni. Si è già fatto il giro 34 km? No. Ma lei ha fatto già il Ca del Poggio una Sì, più di ma è 4 vero, volte. ma è vero che è uno stroncagambe? Abbastanza. Tu il Giro d'Italia lo stai seguendo? Col nonno? Sì. Un inizio al piano con la gente ad applaudire fino alla curva e all'inizio del muro con una pendenza del 19%. Qui il tifo degli spettatori ha dato sicuramente quell'energia in più per affrontare il Gran Premio della montagna. Credo che sia un Giro d'Italia che la spunterà penso un giovane, perché in questo momento qua c'è bisogno di tanta salute e i giovani ne hanno. E da Ca del Poggio, costantemente seguiti da due ali di persone ordinatamente disposte e distanziate, i concorrenti sono passati via Refrontolo per l'intertempo di Pieve di Soligo, dove ad attenderli c'era anche uno dei fratelli del cardinale Beniamino Stella, stretto collaboratore di Papa Francesco. Lui ha molta passione della bicicletta, allora, ma in questo momento non so se sia seguendo, Altre cose a seguire? altre cose da seguire. Altra salita difficile, quella di Guia, dove l'entusiasmo si percepiva ad ogni passaggio. Emozione per questo Giro d'Italia? Sì, per fortuna passa ogni 2 o 3 anni passa una volta, comunque è bene anche per la zona qua. Ecco, esatto. Per tutti. Infine l'arrivo in piazza Valdobbiadene dopo 34 km che il vincitore Filippo Ganna ha percorso in 42 minuti a quasi 50 all'ora. Anche qui una festa di gente per uno sport che puoi capire fino in fondo solo se ce l'hai nel sangue. Che passione è la bicicletta? È difficile da spiegare, chi lo prova lo può capire.